Varato dall'assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò il decreto salva casa per la semplificazione nell'ambito degli interventi strutturali. In materia interviene l'Ordine degli Architetti di Agrigento affermando come il salva casa ha introdotto una serie di dispositivi per mettere in regola le piccole difformità edilizie. Uno di questi riguarda la regolarizzazione di piccole difformità rientranti tra le tolleranze costruttive per interventi eseguiti entro lo scorso 24 maggio del 2024. Tuttavia, per gli interventi realizzati in zona sismica di alta e media intensità, il legislatore nazionale ha prescritto che il tecnico incaricato debba redigere un progetto strutturale da presentare al Genio Civile per conseguire il deposito, in alcuni casi addirittura un'autorizzazione postuma. Tutto ciò per tolleranze costruttive che prima dell'entrata in vigore del salvacasa venivano semplicemente descritte nella relazione a strutture ultimati, quali modeste modifiche rientranti nella discrezionalità della direzione dei lavori. L'Ordine degli Architetti afferma come, ritenendo che questo dispositivo segnasse un passo indietro nel processo di semplificazione delle procedure edilizie, per l'Ordine degli Architetti del Presidente Rino Lamendola, con una nota dello scorso 30 luglio della Consulta regionale dell'Ordine Architetti, avevamo chiesto all'assessorato delle infrastrutture e delle mobilità l'emanazione di apposite direttive per superare le criticità sopra descritte e consentire l'applicazione semplificata della norma in modo uniforme sull'intero territorio regionale, nel rispetto di norme già vigenti in Sicilia nell'ambito degli aspetti strutturali. Accogliendo le nostre proposte, prosegue il Presidente Lamendola, l'assessore Aricò con il decreto 44 del 1 settembre ha emanato apposite direttive chiarendo che per le tolleranze costruttive contenute entro il 2% non è necessario alcun adempimento, mentre per quelle che si estendono sino al 5% per ciascuna unità immobiliare basterà depositare al Genio Civile un certificato di idoneità sismica redatto ai sensi della legge regionale 4/2003. Gli uffici del Genio Civile procederanno pertanto al deposito del certificato, restituendone una copia all'utente e non segnaleranno l'intervento all'autorità giudiziaria in quanto le tolleranze non costituiscono di fatto violazioni alle norme sismiche, pur nella consapevolezza che per il riassetto della normativa del settore edilizio sia necessaria e urgente una revisione organica del testo unico. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l'emanazione del decreto che, oltre a segnare un importante obiettivo raggiunto dalla Consulta regionale, conferma di fatto la proficua apertura della Regione nei confronti delle professioni tecniche già dimostrata in occasione della redazione della legge regionale 12/2023, con la quale, conclude il Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, è stato recepito in Sicilia il nuovo codice dei contratti, introducendo una serie di modifiche preziose per aprire il mercato dei lavori ai giovani e alle strutture professionali medio-piccole.